Allora, diciamo che il lavoro dello spazzacamino all'inizio era più un lavoro solo manuale, perché all'epoca i primi spazzacamini entravano proprio all'interno delle canfumarie perché comunque erano più grandi, nelle case non c'erano ancora i piccoli camini. Questo è l'attrezzo praticamente che usavano gli spazzacamini una volta, e oltre a questo poi loro si inventavano di fare delle aste magari con dei rami oppure dei ferri e poi facendo con tutti i rametti cercavano di fare tipo una spazzola. Chiaramente adesso negli anni c'è stata l'evoluzione, quindi si passava anche delle spazzole in ferro, adesso le usiamo in acciaio. Questo serviva perché all'interno appunto delle canne fumarie una volta c'entravano, perché diciamo che una volta c'erano i vecchi larini, quelli dei camini grandi, quindi loro andavano a raschiare a mano tutta la parete del camino. Poi quando arrivavano, diciamo, in cima, per avvisare che era finita la pulizia, urlavano spazzacamino e quindi sapevano che appunto era finito il lavoro. Diciamo che tutta la mia passione è partita praticamente da mio papà, che è 30 anni ormai che è nel settore, e quindi durante le estati mi portava via con lui a fare le pulizie delle stufe perché chiaramente non potevo fare altro perché comunque ero piccola, quindi mi fermavo alla pulizia delle stufe. Poi piano piano con gli anni, finite le scuole, ho iniziato un po' a pensare che questo lavoro fosse anche il mio futuro. Il mio futuro perché? Perché comunque era un lavoro che stava crescendo. Nelle case c'erano sempre più stufe, più caminetti e quindi servivano le manutenzioni perché altrimenti le canne fumarie si incendiavano. E quindi piano piano siamo partiti io e mio marito 12 anni fa, abbiamo praticamente creato la nostra azienda e da lì niente, stiamo lavorando tantissimo. E lavoro ce n'è sempre di più, anche grazie comunque alle nuove normative che ci sono in Italia negli ultimi anni, dove ci sono degli obblighi proprio delle manutenzioni. Quindi ogni 2 anni servirebbe fare la pulizia al massimo. Abbiamo, tra virgolette, un obbligo entro il 2030 di dover sistemare tutte le nostre stufe o caminetti che abbiamo all'interno delle case. E cosa vuol dire? Che tutte le canne fumarie devono essere fatte in acciaio e le vecchie stufe, come anche questa, devono essere cambiate. Spariranno purtroppo le vecchie appunto cucine che si vedevano una volta nella casa delle nonne, dove avevano anche 2 o 3 forni, metti. Quelle le terremo come bellezza, ecco, dopo e basta, è come un ricordo e sì, andranno proprio a scomparire perché chiaramente non lavorano con dei certi parametri.